In Ures rispolvera una specialità della casa, la rapina a mano armata, in realtà mai messa in archivio del tutto dalla criminalità, ma almeno sotto controllo quasi fisiologico negli ultimi anni. 2 in 5 giorni, che poi sono le prime del 2025, quella di Torpè al furgone portavalori della Mondialpol e poi quella di ieri a Orgosolo al distributore tabacchi della zona. Non solo arricchiscono le statistiche delle forze dell'ordine, ma ripropongono il timore per un reato grave e pericoloso. Nel 2024 le rapine erano state in tutto il territorio provinciale, Ogliastra inclusa, 22. Una delle ultime a Posada, quando un gruppo di balordi rapinò dei poveri turisti che trascorrevano la notte nel loro camper nella pineta di Orvile. Tuttavia, gli ultimi due colpi, concentrati in un breve lasso di tempo, fanno temere per un'escalation del reato. È vero, non si tratta di scippi o di aggressioni legate al mondo della droga e di stampo metropolitano, che creano un forte allarme sociale, ma gli obiettivi sono solitamente ben definiti: portavalori, gioiellerie e sempre più di rado banche e uffici postali. Non bisogna dimenticare che i rischi per gli autori sono decisamente alti. Il reato, per l'articolo 628 del codice penale, prevede una detenzione dai 6 ai 20 anni.